Sua Citrezza, quindi è importante mantenere vivo un premio come questo in un paese come questo. Questa però sarà un'edizione che ha una mancanza che purtroppo dobbiamo registrare, perché come sapete nel 2011 noi avevamo fondato insieme a Santo Trovato anche la sezione in lingua siciliana, perché noi crediamo che comunque è un premio aperto a tutte le lingue del mondo, però crediamo che in queste lingue dare una particolarità alla nostra che si sta un po' perdendo era importante, ed era stato Santo Trovato a darci questi input. Insieme avevamo creato una sezione speciale del premio che si chiama Premio Trinacria e aveva una giuria a parte proprio per dare la specificità sulla lingua siciliana. Santo è stato il giurato unico da quando abbiamo fondato questa sezione ed è venuto a mancare proprio qualche mese fa, quindi da quest'anno la sezione Premio Trinacria ha preso il nome Premio Trinacria Santo Trovato. Più avanti avremo modo di ricordarlo meglio, però era dovuto l'inizio per spiegare anche questa mancanza che purtroppo è capitata a noi ma soprattutto alla famiglia di Santo. Più avanti avremo modo di parlarne. E un altro punto particolare di questa serata è che siamo nella giornata del ricordo contro le vittime di violenza sulle donne. Oggi è una giornata particolare perché sempre più donne vengono aggredite o addirittura uccise solamente perché sono donne, perché molti ancora sono legati a una visione ormai obsoleta, diciamo ancestrale, in cui la donna è un possesso dell'uomo e quindi non accettano invece l'emancipazione che piano piano sta andando avanti anche purtroppo con molti freni. E come dicevano oggi le due cariche principali dello Stato, la Presidente della Camera e il Presidente del Senato, dicevano proprio agli uomini che non hanno mai fatto violenza con le donne, però di non stare zitti, è importante invece che se ne parli, ed è per questo motivo che noi oggi nel nostro piccolo, prima di addentrarci nel nostro premio, avremo un ricordo a una ragazza che io personalmente ho conosciuto, era una studentessa universitaria in gamba, veramente una passionaria come lei stessa si faceva definire. Una ragazza con cui io ho avuto modo anche di lottare insieme nel movimento studentesco agli inizi del 2010 e poi purtroppo è stata uccisa dal suo ex fidanzato. Lei è una ragazza che oltre ad essere impegnata politicamente, essere una bravissima studentessa, era anche una poeta, quindi oggi leggeremo pure una sua poesia per entrare nel clima appunto di poesia che stiamo leggendo, però cerchiamo di mantenere anche alto il livello di questo premio. E infine concludo che la serata di oggi sarà quasi totalmente dedicata alla poesia, perché noi in quest'anno concludiamo i nostri eventi culturali come ormai è tradizione con il premio di poesia. Come vedete l'abbiamo posticipato a novembre, un tempo si faceva in estate, perché vogliamo dare la conclusione dei nostri eventi culturali con la poesia, quindi sarà un premio che avrà la poesia come centro di focalità. Non ci saranno molti altri interventi che non siano o le poesie vincitrici di questa 18ª edizione o poesie che abbiamo pensato di far leggere. Io volevo comunque, a parte ringraziare tutti quanti voi che siete presenti, volevo ringraziare tutti i poeti che hanno partecipato, perché è grazie a voi che si può continuare a fare un premio di poesia qui alla Citrezza. Devo ringraziare soprattutto la giuria, perché quest'anno ad esempio abbiamo fatto una giuria prettamente trezzota, 4 su 5 sono dei giurati che hanno a che fare con la poesia o comunque con la letteratura e sono di Citrezza, quindi è stato anche importante per noi far vedere che a Citrezza ci sono persone che si possono occupare di poesia in maniera anche più alta. E soprattutto volevo dare poi un ringraziamento a tutti i soci del Centro Studio Citrezza che come ogni volta si impegnano in maniera gratuita e volontaria affinché questo tipo di eventi possano essere svolti nel nostro paese. E ultimo, non ultimo, vorrei ringraziare Elena, che ormai non è più soltanto una presentatrice, ma è anche diciamo una direttrice artistica del premio, perché è lei che dà la scaletta, è lei che ci aiuta e ci guida nella gestione di queste serate. Quindi sarà lei che ci accompagnerà nelle varie sezioni e io devo fare un bellissimo ringraziamento a lei. Saluto Piera.
l'ho trovato, tra poco avremo anche modo di ricordare Santo, perché comunque è una presenza che per noi è venuta a mancare. Noi proprio come associazione ci manca Santo, e quindi era giusto che dedicassimo anche una parte, una sezione di questo premio a lui. Santo ci siamo incontrati durante le manifestazioni a favore dell'attuazione dello Statuto della Regione Siciliana, ed è stato subito un amore a prima vista, perché abbiamo iniziato a capire che c'era bisogno di divulgare la cultura siciliana, perché nella popolazione che incontravamo trovavamo molta resistenza, soprattutto dalla parte culturale, cioè molti non comprendevano la grandezza della cultura siciliana, la cultura millenaria. Era difficile, adesso è quasi di moda, ci sono un sacco di persone che si sono avvicinate a questo ambiente, e la maggior parte delle ringraziare proprio Santo Trovato, perché è stato forse il primo che ha capito l'importanza dell'utilizzo dei social network, perché fu grazie alla sua cultura e alla sua visione che riuscì a capire che l'utilizzo di Facebook, che era un mezzo che loro utilizzavano pochissimi, magari lì per lì per esplodere, poteva espandere la cultura siciliana anche in quelle generazioni che magari non avevano più neanche quel piacere di parlare la propria lingua, che appunto la lingua siciliana. Santo era anche uno degli utenti che gestivano Wikipedia in lingua siciliana, quindi era un impegno che aveva già da prima di Facebook, perché Wikipedia l'aveva utilizzata prima. E quindi la bravura di quest'uomo è stata quella di riuscire a parlare anche ai ragazzi di una generazione, anche di 2 generazioni oltre la sua. Quando ci siamo incontrati, abbiamo fatto diverse manifestazioni, però abbiamo pensato di uscire dal web e di realizzare delle iniziative nei nostri territori. Lui era di Catania, ma amava Citrezza. Abbiamo dei video di Santo nei primi premi di poesia in cui diceva che a Citrezza era come la sua seconda casa, se non addirittura il paese che amava di più. Quindi avevamo anche questo legame, abbiamo tutti quanti noi questo legame con Santo, perché se siamo qui siamo tutti quanti amanti di Citrezza. Santo lo era forse più di molti abitanti di questo paese. Abbiamo fatto alcune iniziative sulla lingua siciliana nelle varie biblioteche, che purtroppo adesso la biblioteca del Tempio di Ceci Castello non esiste più, però all'epoca era attiva, c'era un gruppo di ragazze che la gestivano, e con Santo abbiamo organizzato diversi eventi con la lingua siciliana come faro, diciamo. Abbiamo organizzato degli eventi sulla lingua madre, e noi come lingua madre intendiamo la lingua siciliana. Quando all'inizio sembrava una cosa strana, non eravamo neanche tantissimi ai primi incontri, con le varie iniziative che sono state fatte, gli incontri sono diventati che in pratica la sede della biblioteca non bastava più. Ed era bellissimo il modo in cui Santo riusciva a rapportarsi con dei ragazzi che potevano essere i suoi figli, potevano essere anche altro, ma lui riusciva a coinvolgerli come se fosse un fratello, come se fosse una guida vera e propria. Ed era questa la sua forza. Se seguite, vedete il post il suo profilo Facebook, è pieno di fotografie con un sacco di ragazzi. Era una cosa bellissima questa, perché il futuro si continua a trasmettere l'idea di Santo che aveva. Abbiamo organizzato anche altro oltre a questo, ma la cosa principale, come ho detto all'inizio di questa serata, è stata la creazione della sezione della lingua siciliana del premio del nostro premio di poesia, del premio Citrezza Terra di Ciclovi. È uno dei premi più antichi che abbiamo nel circondario, quindi comunque era aperto a tutte le lingue, è sempre stato aperto a tutte le lingue dell'Unione Europea, però non c'era una menzione per chi scriveva in lingua siciliana. E quindi per concludere, adesso ci sono tantissimi poeti che partecipano al nostro, però più alle sette che da come alla portata. Nel nostro adesso partecipano tanti poeti che scrivono in lingua siciliana. La Citrezza, ad esempio, lavora il dialetto siciliano, piano piano sta andando a estinguersi, perché grazie anche al lavoro certosino che è stato fatto con Santo, si è riuscito a capire che la lingua siciliana è una lingua, non è un dialetto, ha i suoi dialetti, ma della lingua siciliana. Quindi questa è la grande verità che ci portiamo dietro. E avevamo deciso di dare appunto un premio che avesse come nome il simbolo che ci unisce tutti quanti, che è appunto la strinaria. Era questa l'idea che aveva avuto Santo. Ricordo tanti aneddoti sul premio di poesia con Piera, ne possiamo raccontare tantissimi.
Quando Santo è venuto a mancare qualche mese fa ci è sembrata la cosa più normale e più giusta da fare, è quello di non levare il nome Premio Trinacria dalla menzione, perché una cosa l'ha avuto lui, quindi non l'abbiamo voluto sostituire in toto, ma abbiamo aggiunto quello del suo nome per far sì che quando comunque questo premio andrà avanti, il premio di poesia a 18 anni, e sono stati tanti presidenti, addirittura è più antico dell'associazione stessa, ci sono stati tanti presidenti che sono sostituiti e ce ne saranno altri dopo di me, però avranno il premio Trinacria con il nome Santo Trovato, che è stato il suo unico giurato dalla fondazione fino all'anno scorso. Il giurato invece di quest'anno del premio Trinacria Santo Trovato è Alessio Patti, che adesso poi ne parlerà più diffusamente Elena, che è stato tra l'altro un aiutante di Santo Trovato nel primo premio Trinacria, quando il primo Trinacria non aveva neanche questo nome, ma era soltanto una menzione speciale, quindi diciamo che una sorta di chiusura del cerchio per poi continuare ad andare avanti. Noi più avanti, sperando che Cecilia non mi fa fare Paolo, so che il caso io sta proprio un'ora, però non sentita mezz'ora fa, ho detto parla e io sto parlando, però ora andiamo avanti con le poesie e continuiamo a rivoltare la scaletta, perché l'idea nostra era prima di fare il video e poi di leggere la poesia vincitrice, invece facciamo al contrario, quindi adesso lascio di nuovo la parola a te e vado a vedere a che punto è arrivato, se devo tornare a fare un'altra volta. Stasera per l'appunto non è presente, però ci ha lasciato un messaggio che vi leggerò prima di programmare la poesia vincitrice. Quando è che possiamo dire della nostra terra isolana che è vera Sicilia? Quando, ad esempio, il suo popolo ricorda e riconosce le gesta dei suoi più valorosi figli. Santo Trovato è uno di essi, un uomo vero, nella cui fede verso la dignità e la libertà della Sicilia e del suo popolo ha fatto risplendere tutta la sua vita. Ecco, è Sicilia Vera, ad esempio, l'organizzazione di questo premio di poesia, Aci Trezza Terra dei Ciclopi, poiché dedica uno spazio essenziale, influente alla poesia siciliana e al merito di uno dei suoi figli più belli, un ciclope nel sentimento patriottico e umano, come è stato l'amico Santo Trovato, che amava la poesia siciliana e la cultura del suo popolo senza mai farsene vanto, ma poteva farlo, giacché egli era un grande conoscitore della storia, dei costumi e della cultura del suo popolo. Mi sento pertanto molto onorato di aver potuto porgere il mio contributo a questa 18ª edizione del premio Aci Trezza Terra dei Ciclopi, nell'ambito del premio Trinacria Santo Trovato. Ringrazio infine gli organizzatori del premio per l'opportunità offertami. Sì, allora sentiamo con i figli oppure completo? Il vincitore del premio Trinacria Santo Trovato è il poeta Giovanni Rizza con la poesia Tempo di una volta. Vuole dire qualcosa? Ringrazio la signora giuria di avermi assegnato questo premio, particolarmente per me un grande poeta. Sono onoratissimo di tutto quello che mi avete donato. Grazie. Giovanni Rizza in Tempo di una volta. Tempo di una volta. Penso passato tempo di una volta. Quando ero vicino a un suo parente, ora non esiste più. Giravo la rotta, la gente è fredda e fa indifferente.
bisognoso, non ci può sperare. Lo compare con la fama approvato, ho visto la miseria agli scenari, lo dopo era, lo soffre la votato. Pensare, non mi divento spesso, della gente danno umore e bene, e lo callo umano che è lo stesso, contento di trovare i nostri beni. A copasta che pane mangiando vele, di lo so vicinato a spamare, di farmi soffrire l'ultimo voleva, da la famiglia già formata. Alle famiglie sarà un po', a cui lo so quello aveva l'ultimo. Non lo pensi, il marito era morto, sarà perché ci deve un po' che tutto. Più tempo di una volta c'era freddo. E quando sembrava una sofferenza, la gente corridore avevano detto, e l'aiuto non se ne stava senza. Io mi ero che mi è scritto commento, e ne resta afflitto e sconsolato. Dell'umanità che il mutamento a cui soffre deve ascoltando. Sono contento che il terzo anno mi porta sempre sulla lista dell'uomo. Alessio Patti ha scritto la breve motivazione. Il titolo dell'opera vincitrice è già una finestra aperta che percorre i contenuti che andremo poi a leggere. Non è insolito sentire che un tempo le cose erano diverse. Già, è vero, lo erano. Ogni generazione rimpiange il tempo andato e con difficoltà riesce a convivere con il proprio presente. Tra una generazione e l'altra, di solito, il distacco emotivo e comportamentale è di scarsa misura. La nostra attuale, invece, si discosta talmente tanto dal mutamento solito che abbiamo registrato nella storia recente da lasciarci sgomenti. Rispetto alle precedenti generazioni, si distanzia la nostra percezione dell'altro, si riduce la voglia di amare il prossimo, di sfamarlo spezzando il pane, di darle conforto nel bisogno e nella malattia, di offrire agli altri il cuore d'oro che si aveva in petto. Distanza che si registra anche nel sentimento e nel rispetto più profondo e intimo dell'umano. Scatta infine lo sgomento e l'afflizione, il disorientamento e lo sconsolamento, insomma il venir su del vuoto che cattura il nostro bisogno, lasciandoci in profondo abbandono e solitudine. Questa, in sintesi, la struttura emotiva dell'opera, mentre invece l'intessuto poetico in lingua siciliana è gradevole, ma sicuramente migliorabile. Si riconosce pertanto la poesia, soprattutto per il suo particolare significato morale e per la capacità di descrivere il vuoto, che oggi si prova quando ci esposiamo a un confronto schietto con la nuova generazione. Ahimè, spesso anche con i nostri figli. Sì. Bene, invito allora Cecilia Marchese a raggiungermi. Un attimo. Prego. Scusate. Perdonate, mi ero saltato un passaggio, vedremo adesso il video dedicato a Stato Trovato.
foglio che servo, quali parole non dico parole, e si mangiano già. Siamo arrivati al momento... aspetta, ok. Accogliamo la moglie di Santa Romano. Troppo dalle emozioni, quindi non sono riuscita a dare il premio al vincitore, il premio di Nacca. Mi scuso tantissimo e mi congratulo per questo premio. Volevo ringraziare tutti CSA in maniera particolare, sono straordinari. Niente, non ho parole, non so cosa dirvi, vi ringrazio di tutto e basta, voi sapete che siete nel mio cuore. Eccoci al momento tanto atteso, quello della premiazione finale. La giuria ha decretato che ci sono un po' di imprevisti. Vi lascio un po' di suspense. Sto finiscendo anche per me. Abbiamo dovuto un po' rivoluzionare la scaletta, non essendo io una professionista, immagino che si sarà visto, magari scusatemi per... Grazie. Particolare. Sì. Ora ci siamo. Per cui la giuria ha decretato che il primo classificato e vincitore della 18ª edizione del premio di poesia Aci Trezza Terra dei Ciclopi 2017 è Cecilia Marchese con la poesia Pia Messicana. Complimenti. Brava! Allora, vediamo che funziona. E intanto ringrazio tutti. Sono arrivata proprio all'ultimo momento per essere qua e per conoscervi. E che dire, no, io non aggiungo niente, io preferisco che sia direttamente quello che ho scritto a parlare. Ognuno poi ne riceva quello che vuole. Qualcosa che ho scritto di getto senza rifletterci si riferisce a un'occasione in particolare della mia vita, ma penso che molti di noi abbiano avuto delle occasioni simili, potrebbero capitare a tutti, e perché tutti condividiamo lo stesso modo, siamo tutti siciliani, viviamo tutti in Sicilia, viviamo tutti nella zona del Catanese. E in particolare questa poesia viene dalle foci del Simeto, che penso conoscerete. Allora, un'ultima precisazione prima di procedere con la lettura. Ecco, nella mia poesia io indico l'Etna, il nostro Mongibello, al maschile. Lo faccio esclusivamente per esigenze fonetiche, per esigenze poetiche. Ma l'Etna è femmina, io ve lo dico, è a montagna ed è femmina, è una femmina siciliana. E mi riferisco anche al Simeto come un'entità maschile, sempre per esigenze poetiche, ma il Simeto in realtà è una divinità femminile già fin dalla preistoria,
ci metto e femmina, capito? Ok? Va bene. Allora, la mia poesia è Triade Sicana. Sicana dedicata ai nostri antenati, di cui noi siamo gli eredi, abbiamo il loro sangue. Triade perché sono 3 parti. La prima è il nord. Etna, Mont Jebel, nume fumigante di zolfo nascente. Mio trono azzurro tu sei, di caricante sapienza e occhio in nero. Guida ai lapidi dai fianchi incarnati di pietra. Enorme eremita, profeta tu sei, snodo della via. Vecchio Geremia, Hagia Sofia, finisce qui, lago della bussola. Cavo, sogno delle ossa. Fossa, alle tassi. Conca, tu, tronca. Est, mare, ione mare, sole tonio sulle onde, un formicolio di grano. Io e l'onda siamo tutto un braccio, un abbraccio, un'alga che scintilla, un canto, tracce segni sull'arena, sono un osso, una lingua in ombra, la lingua primigenea, la lingua del lontano che brilla. Qui è tutto vento addosso, è tutto sale sulla faccia. Nel mare dei Secris e degli Egei riempio la mia borraccia. E sotto, Resimeus, trovo la foce. L'Eden è un agrumeto, è una casa, un cipresso, un pino. Accanto all'arca di braccia un melograno, un cespuglio di acanto, suave, miele sulle stelle, rosmarino. L'acqua compie il suo corso e il molle odore di agosto. Qui si prega sotto un mandarino al favore di un canneto pungente, un colle fresco scorre sulla pietra, il letto, un bordo di un letto. Siamo al porto, si gode del bosco e ci si riposa all'ombra, aderenti ad una terra feconda. Qui si ama, un salice si piega, qui si nasce come pesci, poi dolce si segue la corrente. Infine ci si sposa. Acqua lunga, acqua viva, acqua giudiva, acqua splendente, acqua di foce, vestimi tu come un'anguilla, di veli e d'argento, e balla tu il ballo antico della Gilla, il ballo di Anna Ivrea, il ballo dei secoli, ballo
ballo come un canto, ballo seducente, un fianco oscilla, bianco, barbaglia la luce, felice, seduce lo spirito la terra senza pendenze, resta, saggia, sorveglia i frumenti. Quanti ormai sono celati, creta ormai, astratti, sotto il tuo ventre agreste, o madre suadente, sapiente, signore. Sorrido e sottolineo il distretto. Qui, Simetus, accolgo il tuo amante, il mio. Terra e fiume, destino abbondante. Come si sistema? Antonio Cassolino le consegna il premio. L'Oscar, giustamente. Grazie. Allora ragazzi, prima che poi come succede ogni volta a fine, perché siamo quasi a conclusione, poi ci dimentichiamo qualcosa e poi qualcuno ci resta pure male. Gli attestati sono lì, quindi chi lo vuole richiedere può andare a destra dove c'è Giovanni e gli verrà fatto l'attestato di partecipazione, non soltanto a chi ha vinto, a chiunque abbia partecipato, quindi se volete, non è obbligatorio, ma se volete abbiamo gli attestati che vi verranno compilati proprio da Giovanni. Poi un altro favore che vi volevo chiedere: quando andate via, sul tavolo dove prima c'erano i premi c'è un libro di presenze, se volete lasciare magari la vostra esperienza, le emozioni, a me fa piacere perché siamo un centro studi, quindi cerchiamo poi di registrare anche queste esperienze, quindi ci fate una cosa gradita, se prima di andare via, se volete, mettete due pensieri lì su quel libro. Uno o due? Due, quanti ne volete? Sono liste. Che quattro. Non ci più sono meglio è. Saluto qui, così poi non rientro dopo e lascio la parola ad Elena. Vi ringrazio ancora una volta per essere stati qui presenti. Volevo però ringraziare particolarmente Giovanni Grasso, Antonella Del Cuore, Giuseppe La Rosa, Salvo Lascio, perché poi sono stati loro che hanno montato tutta questa giornata oggi, hanno lasciato proprio la sedia a Giorgio, l'hanno scelta loro, quindi la domanda sono stati loro. E poi avete visto che è stato oggi difficile perché abbiamo avuto persone che venivano dopo, è stato complicato gestire la serata, quindi a maggior ragione un applauso a Elena. Nonostante ci ha messo un mese a farla precisa, noi ogni volta poi all'ultimo giorno gliela scambiamo tutta quanta. Grazie ancora una volta e grazie a tutti.